Fuori la protesta con momenti di forte tensione per le contestazioni di un collettivo di studenti dove si è temuto il peggio, ma per fortuna non è andata così. Dentro l'arrivo del ministro dell'Università Anna Maria Bernini in un clima decisamente opposto. Al Goldoni di Venezia, inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 di Ca' Foscari, con da una parte la richiesta degli studenti di maggiori investimenti per la residenzialità, lo studio, l'università e contro le stragi dei bambini palestinesi. E dall'altra, a poca distanza, la risposta della magnifica rettrice. Stiamo facendo il possibile, stiamo costruendo nuove residenze, lo sentirete oggi nel discorso, stiamo pensando agli studenti, quindi andiamo nella direzione da loro auspicata. Investire sull'università con il concetto e i progetti a sostegno della cultura come acceleratore del sapere, con Venezia Città Campus, così il primo cittadino Brugnaro. Il ministro ci ha sostenuto, il ministero ci ha sostenuto, le università ci hanno creduto, la città ci crede e le cose si stanno cominciando a vedere. Nuovi giovani che arrivino, vengono a studiare e poi ripopolano la città, come è successo a Boston. Questo è il modello che abbiamo in mente, per cui sì, Venezia Città Campus. E mentre al Goldoni si assiste allo sfilamento dei 43 rettori provenienti dalle università di tutta Italia, fuori, sventolando la bandiera palestinese, la voce del collettivo prende corpo. La voce degli studenti è stata silenziata. Eravamo un gruppo di studenti pronti a portare le nostre rivendicazioni sul palco dell'anno accademico, dove è giusto che sia così, ma invece siamo stati respinti con la forza